Nardelli in rappresentanza dei Radicali del Veneto. Buonasera a tutti, io porto il saluto dei Radicali italiani e delle associazioni Venete Radicali. I due segretari non sono potuti venire perché sono a Roma, dove si svolge il comitato di Radicali italiani. A me piacerebbe, come militante radicale, concorrere alle elezioni della Puppato. Grazie. Io non aggiungo altro, sono d'accordo con tutto quello che ho sentito. Ecco, Nicola Talmi che mi aveva chiesto di parlare, non so se è appena andato via, allora l'avevo visto. Nicola è già andato? Bene, allora passiamo a Silvio Cecchinato, c'è l'assessore Silvio Cecchinato di Cadoneghe, assessore dell'Italia dei Valori. Buonasera, che ci azzecca, direbbe qualcuno, a uno di Italia dei Valori dentro al PD in questa giornata. Ci azzecca un fatto, cioè che Laura Puppato è venuta a Cadoneghe e ha convinto con la sua speranza progettuale, con i suoi ragionamenti, con la sua visione, ha convinto il sottoscritto a sollecitare Italia dei Valori a schierarsi in favore di una candidatura della Laura Puppato. Questo è lo stimolo, primo dato. Seconda questione, mi collego con Dino Scantamburlo, un altro che ha sollecitato Italia dei Valori a schierarsi, quindi siamo sommati in questa questione. Però sono qui anche per dire una cosa. Siamo alla periferia di Padova. Tutta l'amministrazione, quando hanno sentito che io ho aderito alla formazione del comitato, mi ha detto benissimo, bravo, siamo tutti con te. E poi mi trovo qui col medico che facciamo studi insieme, il dottor Biasia, e non trovo gli amministratori. Perché? Perché c'è una divisione su un concetto. Si tratta di sostenere un candidato che dovrebbe maturare, forse dicono, ma non voglio entrare nei termini interni del partito, che rispetto e l'autonomia, dovrebbe maturare una pensione anche lui come gli altri, rispetto invece a una speranza progettuale per una regione che, vi ricordo, da Olanda italiana si è tradotta a divenire una metastasi territoriale. Io faccio presente perché tra i firmatari abbiamo Zanzotto e abbiamo Paolini, perché questa regione è la regione di Marghera, che ha l'82% di cancri in più, è la regione della Valle del Chiampo, che delle sconcerie venete, che si caratterizzano per hanno emancipato i negri facendoli perdere la pelle con l'arsenico e il cromo. Sono diventati bianchi ma di malattia però. È una valle che si caratterizza in tutte le valli con l'evasione fiscale e contributiva. Io condivido, è insostenibile l'evasione fiscale, l'ingiustizia fiscale in questo paese con le strutture democratiche. È un problema centrale che io credo che debba far parte di far la differenza. Perché la Lega vince su una cosa, su una colossale evasione fiscale, perché si sono stati educati a non pagare le tasse. Dall'IFE in poi questo è il problema centrale. E paga il 52% i lavoratori dipendenti, che si vedono detratti, come ha detto giustamente il coordinatore, detratte le pensioni persino e detratti anche i salari. Concludo dicendo una cosa, invito tra l'altro, io come comitato invito la sinistra, vengo da un comune e concludo, che ha portato sulla stessa linea di Laura Puppato di scontro con la Lega e con la destra, il 67% al centro-sinistra. Questo è Cadoneghe, ma non sull'astensionismo, con l'82% dei votanti. Si sfida la destra, si va alla caccia di questa gente qua, si va alla caccia con la legalità in mano. Questa è la proposta che fa la Laura Puppato. Questo chiamo anche a Talmi e gli amici dei comunisti italiani e di altri a aderire al comitato, e sono rimasti esclusi anche a Cadoneghe, a rientrare da dove sono stati esclusi per sostenere questa candidatura che rappresenta una speranza progettuale. Grazie. Grazie.